Il cammino ha scandito le ore della preghiera e della vita di frate Antonio. Noi ci metteremo in cammino con lui. Sarà un viaggio carico di fede e di spiritualità. Vi racconteremo la vita e la storia di quei tempi, quando ancora non era stata scritta. Partiamo con questa avventura, partiamo con la storia, con la vita di frate Antonio, che nasce nel 1195 a Lisbona. Maria Claudia, ma non si chiamava Antonio, si chiamava Fernando e nasce da una ricca famiglia, una famiglia di nobili, che per lui avevano grandi progetti, grandi sogni, ma la vita riservava qualcos'altro. Esatto, grandi aspettative di una famiglia, lui primogenito, di una famiglia appunto molto ricca, molto influente nella Lisbona di allora, e quindi diciamo la famiglia voleva per lui una vita cavalleresca, militare, ma il suo dono forte era proprio quello di sentire piena la religiosità. Ecco che allora il primo periodo lo trascorre all'interno degli agostiniani e solo in un secondo momento invece conoscerà un'altra tipologia, un'altra congregazione, i francescani. Ma parliamo degli agostiniani, un ordine particolare, un ordine si può dire votato alla cultura. Per questo li chiamavano anche dottori della Chiesa, vero Maria Claudia? Sì, allora la caratteristica proprio è quella in realtà di rimanere all'interno della stessa struttura un po' tutta la vita. Quindi loro conoscono, studiano, quindi frequentano le loro biblioteche e conoscono moltissime le Sacre Scritture. Ed è proprio la forza di Antonio, quella di conoscere benissimo la parola di Cristo. Certo, per questo viene chiamato dottore della Chiesa, anche al giorno d'oggi. Esatto, è proprio così, lui diventa a tutti gli effetti un padre dottore della Chiesa. Ma poi succede qualcosa di importante. Sì, scoprirà un altro modo di praticare la fede ed è quella appunto dei francescani, che proprio in quel momento lì si stavano formando. Sappiamo che San Francesco nasce solo 13 anni prima, quindi è tutto un periodo di grandissima formazione e quindi anche lui vede un modo completamente diverso, che è quello di muoversi, di uscire dal convento e di portare il Vangelo, dove? All'inizio nel Nord Africa, e quindi anche lui chiede e vuole poter prendere la nave e andare verso il Nord Africa, in Marocco. Certo, perché loro, i due frati, diventano amici, grandi amici. Esatto, si chiameranno addirittura frate che è un diminutivo di fratello, quindi è un legame fortissimo quello che loro avranno. Maria Claudia, questo è il Noce dove Antonio saliva e predicava, da alto naturalmente. Esatto. E tu mi dicevi, Ida, posso garantirti che 13 giorni fa era secco, non c'era niente, né una foglia né un fiore. Proprio così, io 13 giorni fa, quindi alla fine di maggio ero proprio qui e questo era davvero incenerito, era ancora senza e privo di foglie, ed oggi lo vediamo invece bello fiorito. E la sua straordinarietà è proprio questa: fiorire nella tredicina di giugno, nei 13 giorni di Sant'Antonio, però portare poi frutti a maturazione come tutti gli altri alberi. Ma adesso noi dobbiamo fare presto, perché sta per partire il transito con i nostri 200 figuranti in costume per il primo anno qui da Campo San Piero. Signor Sergio, la prima volta che lei ha partecipato a questa manifestazione al transito è stato nel 1963. Sì, effettivamente, non so, credo di essere l'unico di questa compagnia del transito. Sì. Ero fratino di Sant'Antonio e tra l'altro abbiamo preparato tutti i canti che hanno fatto da sottofondo al film di Ermanno Olmi, 700 anni. Perché è qua? Perché mio papà è nato 96 anni fa, domani compie gli anni. Il giorno di Sant'Antonio. Il giorno di Sant'Antonio, allora 9 mesi prima
Mia nonna era andata al santo a Padova perché non poteva avere figli, gli avevano detto i medici. Lei è andata a Padova col carro, con i buoi, come si faceva all'epoca. Certo, per chiedere la grazia. Per chiedere la grazia. 9 mesi dopo, il giorno di Sant'Antonio, è nato mio papà, Antonio. Che si chiama naturalmente Antonio. Quindi per grazia ricevuta. Ricevuta, sì. Importanti sono gli affreschi dentro questo piccolo santuario. Sì, certamente, perché raccontano la storia di Antonio, dei miracoli di Antonio, perché oramai nel 1500 Antonio è il santo taumaturgo. Però sono molto interessanti, sono notissimi alcuni di questi miracoli, salvo uno almeno che è un unicum qui. Perché possono essere letti da vari punti dei punti. Per esempio possono essere letti dal punto di vista del cibo. Possono essere letti dal punto di vista dell'Antonio predicatore, Antonio che converte. E allora ecco lassù il miracolo della mula, poi il miracolo del bicchiere, e cose che sono proprio rivolti a non credenti. Raccontiamo, perché è molto bello il miracolo della mula, lo raccontiamo velocemente. Il miracolo della mula, cosa successe? Si tratta di il caso di un eretico che non crede assolutamente e diciamo che dice: se la mia mula si inginocchia davanti all'Eucaristia, io mi converto. Ed ecco che succede appunto che la mula viene tenuta a digiuno, poveretta, per 3 giorni, dopodiché la portano in piazza e vede che c'è anche il coso che la sfiora il coso, ma la mula si inginocchia e rifiuta il fieno. È vero, signora Elda, che Antonio è stato l'unico santo che resuscitava i morti. Sì. Questo è successo indubbiamente. Durante la vita sono guarigioni, le cose, salvo il caso del bambino annegato. Sì, e cosa successe con il bambino annegato? Allora dobbiamo recuperare un po' la memoria antica di quando per lavare i panni si usavano quegli enormi pentoloni d'acqua. Cosa successe? Il bambino piccolo cadde dentro, la mamma non era presente, il bambino annegò. Quindi disperazione della mamma. E chiamarono miracoloso. Antonio. Intervento miracoloso. Quindi invocarono Antonio e il bambino. Il 13 di giugno Antonio scese come al solito e andò a pranzo con i confratelli. Si sentì male e chiese di essere riportato al convento di Padova di Santa Maria, e i fraticelli, per quanto non molto contenti, lo fecero caricare su un carro e lentamente andarono verso Padova. In realtà si accorsero presto, appena superato il Brenta, che non sarebbe arrivato fino a là, e quindi decisero di dirottare verso l'Arcella, quello che noi chiamiamo Sant'Antonina, l'Arcella. Lì c'era un piccolo convento di Clarisse e c'erano dei frati che assistevano spiritualmente alle Clarisse, e quindi si decise di fermarsi là. E a un certo punto fu visto fissare un punto lontano e il frate che gli era vicino gli chiese: ma che cosa guardi? E lui rispose: vedo il mio Signore. Sta arrivando frate Antonio morente. Siamo nella chiesa del Panigale, lungo le acque del fiume Tergola. Come si colloquia con Antonio durante questo transito? Intanto è veramente un dialogo. È molto bello vedere, passando per le strade, portando la reliquia del santo, vedere la gente che si fa il segno della croce, vedere la gente che saluta, e vedi proprio anche la riverenza verso questo passaggio, questo momento. Nel lungo cammino per Padova ci si ferma a Villa Merino per la sosta, per il pranzo. Lo spirito vero del francescano era quello di mangiare pochino pochino. Qui è stato allestito un campo medioevale, per rivivere insieme le emozioni e la vita di quei tempi.
Benvenuto nel campo di Este medievale, questo qui è Este medievale. Grazie. Questo campo qui. Cosa mangiavano i frati di una volta? Si mangiava pochino pochino. Zuppe e poi un po' di uova, di formaggio, pesce, perché c'era pieno di acqua e quindi pesce. In cammino con Antonio da Campo San Piero, qual è il legame tra i giovani e Antonio? C'è tanto da dire, fra l'altro magari anche il discorso dei miracoli che ha eseguito, poi comunque anche tanti eventi che fanno su di lui, sempre a Campo San Piero è un po' una rincorrenza essendo che è il nostro patrono, insomma, quindi il legame e anche il discorso che comunque è sempre stato fin da piccoli, sempre a Campo San Piero ci ha sempre insegnato che Sant'Antonio è sempre stato un po' l'idolo dei bambini, eccetera, insomma. Pio arriva dal Ghana per questa festa, per la festa di Sant'Antonio, e tu ti ispiri a questo santo frate, vero? Sì. Cosa si fa durante il cammino, durante il transito? Allora, durante il transito si fa la preghiera, anche prega per alcuni che ti hanno chiesto di pregare per loro. Quindi ci sono persone che hanno chiesto a voi frati di pregare, di intercedere? Sì, per loro. Quindi durante questo cammino facciamo questa preghiera con il cammino piano piano di arrivare a Cella. Il santo che ha fatto più miracoli al mondo. Maria Claudia, è questa la forza di Antonio? Qual è la forza di Antonio? Sì, è proprio il santo che ha compiuto più miracoli mentre era in vita. Si calcolano 56 miracoli mentre lui è in vita. Molti dei nostri telespettatori sapranno che è invocato anche nelle cose perse, nelle cose perdute. Cosa vuol dire? Allora Ida, se io ti chiedo, li conosci i sequeri? Da buona padovana sì, perché è una delle prime cose che mi ha insegnato la mia nonna. Sì. Esatto, lui è il santo delle cose perdute ed è a lui che noi ci rivolgiamo quando perdiamo qualcosa di materiale, quindi perdiamo le chiavi, il cellulare e allora ripetiamo questa preghiera così energica, no? I sequeris. Si chiamano sequeris, vuol dire se cerchi miracoli. Tu la sai? La so, però so che la sai anche tu e quindi vuoi dire l'inizio? Siccome è molto breve, molto piccola, la diremo, faremo così. Se cerchi miracoli, ecco messi in fuga la morte, l'errore, le calamità e il demonio. Ecco gli ammalati divenire sani. Il mare si calma, le catene si spezzano. Giovani e vecchi chiedono e ritrovano la sanità e le cose perdute. Si allontanino i pericoli e scompaiano le necessità. Lo attesti chi ha sperimentato la protezione del Santo di Padova. Fa così. È proprio questa ed è davvero sempre emozionante. Si dice che il tempo racconta sempre la verità. Noi vi abbiamo raccontato la vita di frate Antonio, il santo dei miracoli. Miracoli, sì. Si chiamano così perché non hanno né ragione né comprensione, come la fede e la sua forza, che sta nell'amore cieco che può avere un bambino in chi lo ama, che sta nella fiducia dei 4 milioni di pellegrini che lui da ben 800 anni chiama a sé, chiama a Padova. Grazie gentili telespettatori di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Vi ricordo, se avete piacere rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione Produzioni. Grazie e buona serata.